Ben venga che sappiamo l'italiano, bene, che sappiamo l'inglese, bene, che sappiamo il francese, il tedesco, qualsiasi lingua, ma la nostra è la più bella perché è quella che parliamo dalla culla. Motiva così il sindaco di Santa Lucia Riccardo Szumski il corso di Veneto organizzato nel suo comune e tra i partecipanti anche chi il Veneto l'ha imparato a quasi 40 anni. La veneta lingua è una lingua di tipo neolatin. È l'inizio del libro di lettura che Donato ha studiato fino ad ottenere il diploma. Lui è arrivato in Italia quasi 30 anni fa dal Camerun. Prima studente a Pisa, poi innamorato del Veneto, si è stabilito a Conegliano nel più tipico dei casi di prima immigrazione. Oggi Donato alterna un impiego da corriere alla missione di mediatore culturale, così appassionato di Veneto da studiarne i minimi particolari. Ho visto che i calabresi tutti parlano la stessa cosa, i sardegni tutti parlano la stessa cosa, ma in Veneto tra un posto all'altro, ad esempio i bellunesi hanno la TH, a centro Venezia abbiamo la C, per esempio dicono sento, lassù dicono tento. Il Veneto non è più sangue, non è più questione di sangue, è questione di gente e popolo. Io sono pronto a difendere questo paese se necessita. Ecco perché, quasi da osservatore esterno, contesta la decisione della consulta sulla lingua veneta. Una lingua per diventare vera e propria deve avere certe caratteristiche. Il Veneto, secondo me, ha queste caratteristiche. Per Donato, parlare veneto significa capire il perché del successo economico di questa terra. Io ho fatto una ricetta per me stesso di cominciare a studiare il dialetto, magari parlo con loro e loro mi danno anche questa, diciamo, una ricetta che può aiutarmi anche a avere successo come loro, perché l'immigrazione è uguale per tutti. E alla fine saluta tutti così. Ciao gente, ciao Fior, ciao nonni a casa, ci sentiamo. Le primissime occasioni sarebbe un piacere, magari bere un'ombra, insomma, ecco.